In queste puntate, Giulianta Torseon con Ludobus, la satira sclette di Paolo Rossi, a vostra la biblioteca nosiere, una serie a scuole di calligrafia giapponese, gli appuntamenti delle settimane. A Udin non sta arrivando che sti stati dome i tours dai più grandi artisti di musica internazionale. È un tour che non si è mai fermato e che va in davanti agli anni passati per far svariare e passare il tempo con gli onde a tutti più piccoli. O stiamo favelando al giro che il Ludobus sta facendo a torpe circoscrizioni del comune di Udin e per le loro zone verdi prontati per il gioco. Che gli itinerari del divertimento si chiama Giulianta Torseon e al preview di esini di appuntamento a torpar borgs e ai quartieri, l'anta portata ogni dei fros che si interventi di animazione itinerante. Giochi di aghe, biciclette matis e disegni, quiz e costruzioni, sport e smaneggiamento di un gruppo di argani e impresti. E poi tirare la guardia e corrente ai sax. Sono le attività che questo autobus tutto speciale porta in denaro con i frus e sono sanis e un'evore plenis di murbin. Per sapere dove fermerà il bus del divertimento, convente domandare al punto in forma di via Savorniana 12 al numero 0432 414 717 o 718 o all'ufficio Ludobus al numero 0432 271 677 o 271 756 o chiamare il sito internet www.comune.udine.it. Alla di Monfalcone, ma lui non si chiamerà mai Furlan. Dut caso, quando vengono in Friuli, si spettacoli sono sempre plens. Perché che si ride e si ride un'ora ore. Paolo Rossi era di fatto uno dei comics più preseati e seguiti di una generazione che ha saputo essere fuori da televisione per chiamare maniere di riempire teatri e palazzetti. Il cartellone di Udin di Stato lo ha acclamato a misurarsi con centinaia di spettatori, vignuti anche di fuori regione per via del suo monologo sulla strada ancora. Operazione un'evore viva rose che gli permette di entrare dentro del suo vita personale, rivelando anche di momenti di crisi e di dipendenza dal baby, ma soprattutto continuando che operazioni di satire politiche che lo ha caratterizzato anche uno degli artisti più diretti e sclessi che si è dentro al panorama italiano. Energie e presenze sceniche che sono un'evore preseadis e che lo lasciano al suo pubblico il piacere di vecchiato un spettacolo di un autentico maestro de parole che muart dot e duc. La biblioteca Ioppi non si era per feris di Stato, continuando a riconoscere che i libri svie per biele stagione e sono un primario imprest per svariarsi e staquies, la istituzione librarie e la se fa gli sferi e i dipendenti, ma si era dome una sezione alla volta. Così dai 10 ai 15 di agosto resteranno schierati la sezione moderne e la biblioteca dei Frus e dai 17 ai 22 si schiererà invece la sezione centrale. Le biblioteche di circoscrizione resteranno aperti per tutto il mese di agosto. E è stata in visita a Udin una delegazione delle più importanti scuole giapponesi di Shodo, l'antica arte delle calligrafie, che anche in di TV si pratica col pinel e con la china. E Casa del Campo di Via Mentana, i partecipanti a queste visite hanno rivelato di queste arte, ma hanno anche dato una dimostrazione pratica di questo millenari mood di esprimersi che si può adoperare, anche mieci di ricerca spirituale o di espressione artistica, dove che conventi attenzione e calme. Il contrario del computer, che in DDV ha il mieci di scrittura più adoperata, dove che l'importante è essere svelti e gli errori si può rimendare con un clic. Tal Shodo ha spiegato Tokuku Arada, responsabile dei riservati arlevi delle scuole che si chiamano in città di Nagoya, gli errori sono fatali, perché si scuole in torneo a scominciare tutto insomma. Le scuole elementari del Giappone hanno un'ora a settimana e vengono dedicate alle pratiche di Shodo, che è gioventù plus per personalità che si può dare stile e per scontaminazioni che si possono fare con fotografie e grafiche. Gli appuntamenti delle settimane. A contare stellis.
Piccioli stories per cura delle cooperative da Matrapa, i fruttins fino a 6 martedì 11 di agosto e 9 di sera al Placial del Gistiel. Perché di 6 a 12 sempre con lei, sempre a 9 di sera, ma mercoledì ai 12 di agosto. Il salotto parigino di Gioacchino Rossini con Pamela Villoresi, decor di Palazzo Morpurgo, io i 13 di agosto e 9 di sera. Le tours in court, per cura di Paolo Patui e Angela Felice, domenica 16 di agosto e 9 di sera, decor di Palazzo Morpurgo.